Buonasera a tutti, so che posso contare soltanto sulla vostra personale cortesia, visto l'ora in cui questa, come sapete, non è mia, ma insomma comunque la meritate. Allora intanto guardate, consentitemi un ringraziamento, siccome siamo in una sede politica, un ringraziamento a Andrea Martella, a Vanessa e anche a Giacomo Possamai per aver voluto e organizzato questa occasione di riflessione. Non capita spesso, sono stati vari tentativi, però una modalità come quella che è stata costruita oggi con una molteplicità di relazioni, soprattutto anche di soggetti esterni, che quindi ci portano a ragionare su cos'è il Veneto, è un'occasione importante, si è dimostrato. Perché la politica si fonda su un'analisi, su una lettura del luogo, quindi delle necessità della tua popolazione, dei tuoi concittadini, e quindi sulla prospettiva che tu ti dai alla luce di questa lettura. Ecco, in questo senso è un'occasione davvero importante, tanto più che dimostra che il PD comincia a essere consapevole, questo però lo dovremo dimostrare per strada facendo, del fatto che in qualche misura, adesso non voglio buttarla eccessivamente in politica, si è esaurito un racconto che è quello che ha permeato il Veneto negli ultimi anni, che è sintetizzabile soltanto nella parola autonomia. Se voi chiedete, come dire, in giro cos'è che caratterizza le politiche dell'amministrazione regionale, l'unica cosa che sentirete, di cui sentirete parlare è la parola autonomia, che è una parola che ha una molteplicità di significati e che rimanda a un orizzonte di là dall'avvenire, ma che non è mai traducibile sul piano concreto. Fra le altre cose, consentitemi sempre questa piccolissima premessa, un fatto importante è avvenuto nei giorni scorsi, la fusione delle 4 Confindustrie di Padova, Treviso, Venezia e Rovigo. Perché è importante? Perché rompe con la narrazione prevalente del piccolo e bello, la narrazione che ha caratterizzato la nostra regione negli ultimi 20-30 anni e introduce con la decisione degli industriali, in questo caso per ragioni molteplici, principalmente legate anche a risparmi operativi, ma sostanzialmente reinterpreta il territorio, le geografie appunto di cui parla il titolo che abbiamo alle mie spalle. E questo è un fatto rilevante. Altro fatto rilevante, sempre dal punto di vista politico più generale, è che in quell'occasione quello che ho potuto constatare, non soltanto la lettura dei giornali, ma anche vedendo quello che è accaduto in quell'assemblea, è che la politica ha balbettato. Hanno balbettato i sindaci, non avendo un'idea dell'organizzazione del territorio, quello di cui parlava poco fa Paolo Costa, sulla necessità di fare scelte, di avere una gerarchizzazione delle funzioni, quindi di avere una governance di questo territorio. Tanto è vero che, cito soltanto Brugnaro, che manda la palla alta dicendo ma io sono per allargare a Pordenone e dall'altra parte allargare a Belluno, cioè come dire nulla, non c'è nessuna gerarchizzazione metropolitana, e dall'altra parte Zaia che dice io quando scendo in aereo guardo il Veneto, è una grande Los Angeles, quindi il problema è già risolto. Quindi a quel punto, ed è evidente, come ricordava prima Paolo Costa, che le gerarchie le sceglie il mercato e quindi la politica ha rinunciato a definire scelte. Il tema appunto è un po' quello che conoscete, e io credo che a partire da occasioni come quella di oggi si comincino a costruire piccoli tasselli. Il tema che mi è stato assegnato è quello dell'autonomia, tema universale, un passepartout nella lettura di questa nostra regione da almeno 20 anni a questa parte, con un'accelerazione importante, in particolare a partire dal 2010 con la Lega che assume direttamente il governo della nostra regione, ed è un tema che non è mai stato declinato oltre la parola.
È un tema che viene letto in modo ambiguo. Se voi sentite la molteplicità di interlocutori, siete voi stessi, se si chiede cos'è, c'è chi ti risponderà, una parte più leghista, e ci ritorno perché ci sono tutta una serie di elementi che io penso debbano portare una riflessione profonda del PD, e ti risponderà che vogliamo l'indipendenza, che è una variabile come dire, della secessione bossiana degli anni 90. C'è chi, ed è la cosa prevalente, perché c'è stata una torsione in questo senso, ti risponderà che in questo modo il Veneto si trattiene più soldi. L'ho chiesto anche come dire, non soltanto alle parti politiche diverse dalla nostra, ma la lettura prevalente nella nostra regione è diventata la questione appunto del trattenersi le risorse. Questo non è casuale, e anche se non viene mai esplicitato in modo chiarissimo, ma come dire, la parola autonomia rimanda a questo e ha una serie poi di conseguenze, non è mai, come dire, priva di riflessi sul piano poi più generale, anche la stessa eventuale conquista dell'autonomia. Tanto è vero che è diventata una grandissima questione nazionale. Lo è stata anche negli ultimi 5 anni, perché se ne sono occupati i diversi governi, però lo è diventata tanto più oggi con la destra centro al governo, dove l'ipotesi, e poi vediamo le caratteristiche però di questa torsione, l'ipotesi di scambio presidenzialismo contro autonomia ci riguarda direttamente, non soltanto come Veneti ma anche come PD, perché questo paradossalmente è il tema che divide di più il nostro partito. E come dire, perché attorno alla questione ci teniamo i soldi, che letta in chiave domestica, vabbè, insomma, ormai ci siamo quasi abituati tutti, in chiave nazionale assume un altro significato, e appunto è partita tutta una narrazione che va sviluppandosi anche con, come dire, non soltanto da parte della politica, quindi con argomenti magari tipici della propaganda, ma c'è tutta un'intellettualità, le grandi università del sud, a partire dalla Federico II di Napoli, ma a Bari e anche altre università, su cui ogni giorno si scrivono fiumi di inchiostro sulla cosiddetta secessione dei ricchi che sta spaccando il paese. Questa narrazione è figlia del racconto della torsione che ha dato la Lega. Quindi ha riportato, per questo secondo me ha una sua importanza, ne parlavamo con Andrea, penso che sarà il caso, proprio per avere una lettura nazionale, non tanto veneta, organizzare nella nostra regione una riflessione con un convegno, con una pluralità di voci, per provare a rideclinarla in un modo, come dire, che stia dentro anche la tradizione del Partito Democratico, perché questa questione rimanda al modello di Stato che abbiamo in mente, se è uno Stato centralistico o se è uno Stato che condivide in modo articolato, quindi come dire modello federale se vogliamo, come altri modelli, come per esempio quello tedesco, che è diverso, molto diverso da quello spagnolo, perché mentre il modello tedesco è un modello federale in cui i poteri dei Länder sono uguali praticamente dappertutto, quello spagnolo sono autonomie differenziate, speciali. Mentre il modello scelto in Italia è un modello di autonomia, di una federalità oltretutto fatta dal Partito Democratico. Vorrei ricordare questo perché rischiamo di perdere il punto di vista da cui siamo partiti, cioè protagonisti di questa storia siamo stati sostanzialmente noi in momenti diversi. Faccio una brevissima, siccome non voglio portare via lo spazio a Paolo e a Francesca Gambarotto, che anche a voi, insomma, che avete pazientato tutta la giornata, però penso che dobbiamo fissarci alcuni capisaldi. Il primo aspetto,
Veneto è l'unica regione che nel suo statuto del 1971 dice, all'articolo 2, introduce la nozione di popolo veneto. Guardate, nessun altro statuto lo contiene. E in quel momento la Commissione, credo fosse Affari Costituzionali di Camera e Senato, siccome gli statuti venivano approvati con legge, lo fa passare, ma questo per dire che è un problema che, come dire, già allora in qualche misura si presenta. Ma in ogni caso la tradizione, chiamiamola così, autonomistica della nostra regione si sviluppa sempre a partire del 71, ma anche lo vedremo meglio negli anni 90, come richiesta di maggiori poteri, quindi di maggiori competenze dallo Stato alle regioni, a tutte le regioni, non alla regione Veneto e basta, come dire, la richiesta fatta oggi. Io ricordo, all'epoca avevo qualche anno in meno, ero in consiglio regionale, abbiamo organizzato una assise di tutti i consigli e giunte regionali di tutta Italia, richiedendo maggiori poteri, maggiori competenze a tutte le regioni. Venne giù anche Cossiga, per dire, anche che era Presidente della Repubblica, per dire anche l'importanza che si attribuiva, cioè una battaglia, vuol dire, di riorganizzazione dello Stato, ed è stato protagonista anche in questo caso il centro-sinistra. Continua, le battaglie autonomistiche nella nostra regione hanno sempre questo impianto, almeno fino agli anni 90, quando vengono promossi i referendum per l'abrogazione di alcuni ministeri, anche agricoltura e turismo, all'epoca era agricoltura, turismo e spettacolo, con quale obiettivo? Perché si riteneva all'epoca appunto che ci fossero materie che potevano tranquillamente essere gestite direttamente delle regioni. Il ruolo del PD, cioè meglio del centro-sinistra, perché dentro questa, come dire, anche dibattito politico-culturale, che, come dire, ha come spartiacque poi quella che immaginavamo come una sorta di primavera, quella del 1989, la caduta del muro di Berlino, si liberavano risorse, la democrazia stava vincendo. Non ripeto le cose che sono state dette da molti altri amici che sono intervenuti prima, e si immaginava la fine dello Stato. Delors, che era Presidente della Commissione europea, teorizza la nascita dell'Europa delle regioni. Stiamo parlando dei primi anni 90. Dentro quel, come dire, dibattito politico, culturale, si inserisce il partito, chiamiamolo così, Partito Democratico. All'epoca erano PC, PDS, DS, poi Popolari, Margherita, ma insomma questa tradizione politica che produce la riforma del titolo quinto. È importante perché adesso è quello che viene messo in discussione, pur contenendo dell'ingenuità e anche degli aspetti che vanno, a mio giudizio, devono essere cambiati o comunque modificati, però sostanzialmente immagina un'organizzazione dello Stato in cui le autonomie locali sono motori anche dello sviluppo, dell'auto-organizzazione, seguendo la lunga tradizione poi dei comuni, e quindi vengono immaginati trasferimenti di potere. Viene rovesciato l'impianto che vedeva in capo lo Stato, poi le regioni, viene detto sostanzialmente è un modello paritario, quindi diventa comuni il fondamento, le province, le città metropolitane, la regione e lo Stato, quindi si rovescia la piramide. Viene introdotto il 116 terzo comma, che è diventato, almeno come citazione, l'articolo della Costituzione, come dire, chiave, che aveva il significato dentro, lo spiegherò un po' più avanti, di consentire proprio l'esercizio di alcune particolari forme e condizioni. Non si dice tutte, perché diversamente avresti potuto dire, se fosse vero
la tesi, cito Zaia in questo momento, comunque quella prevalente nella regione Veneto, si sarebbe detto tutte le competenze di cui all'articolo 117, terzo comma. Si dice ulteriori condizioni particolari di autonomia. E sempre dentro questo modello organizzativo si afferma l'autonomia finanziaria delle amministrazioni locali, degli enti locali. Perché questo? Perché fino ad allora, poi tanto più paralizzate dopo il decreto Stammati, che fa la fotografia nel 78, praticamente eravamo in presenza di finanza derivata. Cioè quindi si dice gli amministratori devono essere responsabili della tassazione e quindi anche vedo, pago e quindi voto. Dopodiché non funziona esattamente così, però questo era l'impianto. E riflette questa cosa anche un grande dibattito di allora, che era quello è stata citata di passaggio nei vari interventi oggi, sulla questione, sul nord-est, ma soprattutto si introduce la questione settentrionale. Tutto questo subisce una torsione da parte della Lega, in particolare a partire dal 2010 sostanzialmente, anche se ci sono delle scaramucce di cui si sono perse tracce nel corso di vari dibattiti, però è sostanzialmente dal 2010, che è una torsione verso una autonomia / indipendenza mascherata. In uno degli interventi che mi hanno preceduto, forse quello di uno dei tre professori che sono intervenuti, si diceva appunto come le parole, perché si costruiscono i miti, le parole poi finiscono per corrispondere alle cose. Allora, se io lavoro su una parola che viene variamente interpretata, alla fine quella parola mi identifica e quindi costruisce appunto una sorta di mito. E comincia, guardate, una narrazione sull'indipendenza che non si chiama più secessione, ma che è fatta, e noi non ce ne siamo mai, perché abbiamo sempre pensato, almeno questa è la mia lettura, insomma, che fosse una cosa, un po' folcloristica. No, perché poi il folklore appunto diventa popolare, diventa una modalità interpretativa, e mi sono andato a vedere, insomma, un po' di mozioni, fra l'altro sistematicamente firmate dal presidente del Consiglio regionale, quello che attualmente è il presidente del Consiglio regionale, una del 2012, il diritto del popolo veneto alla compiuta attuazione della propria autodeterminazione. Poi nel 2000, quindi non lontanissimo, nel 2016 ritorna sul referendum, un'altra proposta di legge, referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto. Ora sono atti politici, la politica parla, definisce nuovi orizzonti. Ecco, dentro questa, vado abbastanza rapidamente, vengono indetti i referendum sull'autonomia. Questo, guardate, noi ci ricordiamo quello sull'autonomia. Mi rendo conto che ho pochissimo tempo, ma vediamo soltanto quello sull'autonomia. Però guardate, e non è casuale, quello è il prodotto derivato all'interno della discussione, non è dentro le proposte che fa la Lega, ma è semplicemente, in questo caso era Carlo Alberto Tesselin di Forza Italia, che gli dice: guardate, se presentiamo ancora una volta quella proposta non andiamo da nessuna parte. Qual era la proposta? Era sostanzialmente erano quattro: una di trasformare il Veneto in regione a statuto speciale, cosa che non poteva ovviamente essere accettata dalla Corte Costituzionale. Vuoi che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana, torna, come vedete, questo modello indipendentista, e poi la trattenuta degli 8 decimi. Questa cosa
come dire, via via si sviluppa e produce la cosiddetta madre di tutte le battaglie. Vado rapidamente su alcune, quindi mi soffermo soltanto su alcune cose perché altrimenti vi porto via troppo tempo. Ora, come dire, dopo la celebrazione del referendum, anche qua, guardate, gli aspetti simbolici, io penso che abbiano sempre una loro importanza, non sono mai casuali. Il referendum del 22 ottobre, dove personalmente non ho condiviso, infatti non sono andato a votare, ma non ho condiviso appunto la scelta del PD poco riflessiva che ha come dire, suggerito il cosiddetto sì critico. Ebbene, si sceglie il 22 di ottobre, non in modo appunto banale, ma semplicemente perché era la data del plebiscito del 1866, quello contestato dagli indipendentisti veneti, quello in cui si dice che c'è stata la truffa da parte del Regno d'Italia e che quindi, come dire, ne chiede ancora oggi l'invalidazione. Allora è del tutto evidente, le possiamo considerare anche banalità. Però come dire, hanno alimentato tutto un racconto, tanto è vero il secessionismo light, c'era Paolo Lumiz, la secessione leggera, ma questo siamo già ancora negli anni 90, ma insomma, allora qual è il tema di fondo che poi ha caratterizzato la narrazione, chiamiamola così, domestica? La narrazione domestica è stata tutta centrata sul cosiddetto residuo fiscale, ovvero sia la differenza fra le tasse, i vari tributi che il Veneto, cioè i cittadini del Veneto pagano e quanto ritorna in termini di opere per il Veneto. Ora, il tema del residuo fiscale non esiste, come dire, non riguarda i territori, perché la tassazione, la fiscalità è in capo alle persone, è in capo ai soggetti fisici o giuridici, quindi in questo caso è in capo a ognuno di noi e paghiamo indipendentemente dal luogo in cui viviamo. Possiamo vivere in Calabria oppure vivere nel Veneto, la tassazione riguarda me e ha le stesse caratteristiche. Altra cosa è l'aspetto relativo all'evasione, insomma, tutti gli altri fenomeni distorsivi, ma sul piano strettamente logico, come dire, almeno quello che ci interessa, non esiste. Ma su questa narrazione ci teniamo i nostri soldi, che sono diventati dagli 8 decimi del referendum, sono diventati 9 decimi e ad abbondanza è diventato vogliamo le 23 materie, ovvero sia vogliamo tutto. Le 23 materie, anche qua c'è un aspetto, scusate se faccio un piccolo salto, anche l'Emilia Romagna con Bonaccini presenta una richiesta senza passare attraverso il referendum. Abbiamo in qualche modo, all'epoca stavo al Ministero, ho in qualche modo contribuito, almeno nella formulazione iniziale, ma il tema di fondo è che quella proposta viene costruita dentro il tessuto economico, sociale e le istituzioni della regione Emilia-Romagna. Quella del Veneto no, tanto è vero che se voi chiedete a qualcuno del Veneto, anche voi, cioè, salvo i 4 che se ne occupano maniacalmente, nessuno sa cosa sia, cosa mi cambierebbe a me come cittadino o a me come impresa. È una parola che contiene tutto ed è la sua forza, se vogliamo, no? Allora, quello invece in Emilia Romagna fanno un lavoro e risponde alle esigenze territoriali. Da noi invece, posso dirlo con abbastanza relativa ma quasi assoluta certezza, viene scritta dai collaboratori di Antonini e di Mario Bertolissi, che hanno preso l'elencazione del 117 terzo comma e su questa base hanno detto portiamo a casa questo ed è la proposta appunto che torna sulle 23 materie. Regge la questione delle 23 materie? Allora, ci sono materie che io penso che non siano, che meriterebbero una rilettura, e qua attiene anche a cosa fa il PD non soltanto nel Veneto ma nazionalmente, perché nelle 23 materie ci sono competenze, scusate perché le riprendo in mano, competenze che scritte nel periodo dell'ingenuità del 2001, quando sembrava appunto che stesse cambiando il mondo,
oggi ti rendi conto che non hanno, come dire, che non stanno né in cielo né in terra. O meglio, quando si dice, le prendo da qua, allora, eccole qua, grandi reti di trasporto e di navigazione. Già la definizione rimanda a una potestà che quantomeno è concorrente, nel senso che se devo fare un'autostrada, quella TEN-T di cui parlava prima Paolo Costa, devo avere un rapporto con la regione attraversata, ma che questo diventi competenza esclusiva della regione, questo non sta né in cielo né in terra. Allora quando vi dico grandi reti di trasporto e di navigazione, vi sto dicendo che, tanto per dire, per tradurla in modo banale, la Regione Veneto cosa ha chiesto? Ha chiesto il demanio delle autostrade e delle ferrovie. Cioè tu puoi immaginare di non possedere una rete nazionale in un momento in cui gli stati, come abbiamo sentito anche questa mattina, hanno un altro rilievo, perché, come dire, la discussione avviene in un altro posto. Porti e aeroporti civili sono i nodi di accesso alla rete, come dire, rispondono a politiche più generali. Allora va temperato, non può essere interpretato, mi spetta come materia esclusiva di gestione della regione. Ve ne dico un'altra: produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. Con questa logica tu non fai la TAP, non fai, cioè, voglio dire, il rigassificatore di Piombino te lo scordi. Vado rapidamente: casse di risparmio. Allora si capisce che questo modello costituzionale è figlio di quegli anni, non c'era ancora la BCE, non avevamo ancora l'euro e c'è una necessità quindi di rivedere. Allora vado rapidamente perché mi pare che già fra poco sto sforando. Oggi, dicevo, è diventata una grande questione nord-sud. Non vi leggo i titoli dei quotidiani dove i protagonisti sono soprattutto i nostri presidenti delle regioni, da Emiliano a De Luca. Faccio soltanto un piccolo inciso rispetto a quello che ho sentito prima sul 76%, che ovviamente è un numero rilevante. Guardate, in una democrazia come la nostra, in cui il Presidente del Consiglio è un primus inter pares, cioè non è che comanda al Consiglio dei Ministri, è, come dire, coordina il lavoro del Consiglio dei Ministri. Nelle regioni, anche qua meriterebbe una riflessione da farsi eventualmente con il gruppo consigliare, noi abbiamo il Presidente che è un monarca assoluto, perché nel momento in cui si stabilisce che se cade lui, cade anche il Consiglio si è autosuicidato. In più è cambiato il modello e in ogni caso, rispetto al momento in cui si è pensata a questa cosa, è cambiato radicalmente il sistema dei media. Cioè oggi la comunicazione è diretta, mentre prima era mediata dai giornali, adesso la fa direttamente. Zaia, ho visto sul suo Facebook, me l'ha fatto notare, mia zia ha compiuto 100 anni. Sul Facebook di Zaia sono arrivati gli auguri a mia zia, che probabilmente aveva preso la fotografia, non so se dal mio, ma per dire, mi sembrava di essere dentro Radio Capodistria. Quelli che sono più vecchi si ricorderanno che Radio Capodistria a mezzogiorno e mezzo mandava in onda gli auguri, che uno diceva mandami gli auguri a mia zia. Ecco, questo per dire che anche su una riflessione sulla fragilità della democrazia e sui pesi e contrappesi che dobbiamo mettere in moto. Allora, dicevo, grande questione nord-sud, perché appunto attiene alla questione della divisione delle risorse. Vado rapidissimamente. Ci sono questioni che non sono tecniche, come dire, apparentemente sono tecniche, in realtà sono molto politiche, sui livelli essenziali delle prestazioni cosiddetti LEP. La discussione sul piano tecnico è abbastanza, non dico semplicissimo, però nel giro di 6 mesi ci si può arrivare. E io penso, fra l'altro, se ho capito bene, vedendo la presentazione del bilancio,
che il governo ha stanziato delle risorse perché intanto mandano avanti diciamo, la definizione dei criteri, delle modalità, quindi la metodologia. Dopodiché si tratta di stabilire qual è il livello minimo delle prestazioni, l'istruzione, cosa vuol dire che devono andare per ogni cittadino o ogni diciamo, alunno, chiamiamolo così. E potremmo andare avanti, ma anche questo meriterebbe una discussione, guardate, molto importante. Perché? Perché attiene a modalità di funzionamento del nostro Stato, alla sua unitarietà e quindi insomma un'altra chiave di lettura. Faccio sull'unitarietà, vi faccio l'ultimo passaggio perché l'ho saltato prima. Vi dicevo, nello Statuto del Veneto del 1970 c'è scritto, comincia così l'articolo 1, con memoria, perché me lo ricordo: il Veneto è regione autonoma nell'unità della Repubblica secondo i principi stabiliti dalla Costituzione. Nella revisione dello Statuto del 2012, la Regione Veneto è l'ultima che fa la modifica dello Statuto perché era cambiato il titolo quinto della Costituzione. Cosa dice? La Regione Veneto è regione autonoma secondo i principi della Costituzione. Cioè, secondo i principi della Costituzione. Salta nell'unità della Repubblica. La cosa che mi dispiace un po' è che l'abbiamo votata anche noi. Ma questo, perché capisco il clima, immagino, adesso non me lo ricordo, che guardavo più distrattamente queste cose. Ma questi sono elementi, come dire, che poi alimentano anche una lettura diffidente, perché voi ve ne volete scappare con la cassa, perché è quello che sostanzialmente si dice. Allora, salto tutte le questioni riguardanti la compartecipazione al gettito, cosa vuol dire, che però sono questioni sostanziali, guardate, perché è la divisione dei soldi, su come te li do, cioè quindi su come tu ti vai a prendere una quota in base alla competenza che acquisisci e te la trattieni. Sulla legge quadro Andrea ha presentato una proposta di legge molto diversa da quella di Calderoli, che lavora come dire, dentro il quadro costituzionale dato, perché se cambiamo il 116 cambia il 117 e quindi anche il ruolo del Parlamento può cambiare, ma oggi a Costituzione invariata, come dire, quella è la strada percorribile. E su questa base io credo che sia necessario, adesso vado ovvio rapidissimo, aprire una grande discussione che non riguarda solo noi, anche se questo è il punto, l'epicentro diciamo della crisi, e anche che può diventarlo anche per il PD stesso, e quindi come dire, meriterebbe una discussione più attenta, magari lo faremo a gennaio con convegno appunto dedicato. Cos'è che mi sentirei di proporre, quindi saltando? Primo, sta a noi aprire quello che non è mai stato fatto, una discussione con tutti gli stakeholders nel Veneto. Cioè, se voglio migliorare le politiche pubbliche, di cosa ho bisogno? Quali sono i limiti che oggi mi impediscono di essere più dinamico? Quindi come sburocratizzo? E è in capo allo Stato la difficoltà, cioè vedere il limite, oppure e se ce l'ho in regione mi migliora qualcosa, oppure lo trasferisco ad altri enti locali. Anche qua c'è un problema di cosa trasferisci, se competenze amministrative o soprattutto, che sono quelle che definiscono il potere politico delle regioni, che appunto sono le competenze legislative. Quindi primo aspetto. Secondo, questa discussione che stiamo facendo, io penso che andando in profondità possa aprire una nuova stagione del regionalismo, nel senso che probabilmente la differenziazione, per il modo in cui si è sviluppato anche il dibattito, per le caratteristiche che ha assunto, oggi ti pone di fronte alla forse anche utilità di rivedere una serie di competenze che sono in capo allo Stato, che possono essere trasferite a tutte le regioni. Quindi, secondo l'impianto originario, tenete presente che la prima
i due grandi trasferimenti di competenze sono il DPR 616 del 77-78 sostanzialmente, e poi i Bassanini. Là c'è il vero trasferimento. Allora, a riprendere in mano, perché questa fa la differenza fra i riformisti, cioè un partito come il nostro che vuole avere questa prospettiva, e un'altra prospettiva. Ultima, siccome Zaia leggevo, che ogni tanto bisogna fare anche qualche battaglia politica, no? Anche oggi dice, vedevo prima i quotidiani, noi siamo pronti, ovviamente a gennaio filmeremo. È probabile che non filmi assolutamente. È un racconto che tanto ho letto 50 volte, l'ho vissuto anche direttamente, quindi non è che mi commuova, però funziona evidentemente. Allora suggerisce anche alle altre regioni: voglio che facciamo un decalogo in modo tale che tutti quanti stiamo dentro la stessa cornice. Bene, io penso che una delle cose che deve fare per primo Zaia, cioè quindi il Veneto, è ripristinare nello Statuto nell'unità della Repubblica, perché io devo far venir meno, come dire, il pregiudizio che tu mi hai creato proprio perché tu lo contenevi, quel tipo di prospettiva. Ultima questione, finito, che vuol dire però appunto apriamo una discussione che non riguarda soltanto noi, che è quella del cosiddetto, vi citavo prima, delle competenze, l'articolo 117 terzo comma, perché molte sono, come dire, poste così, non funzionano, hanno bisogno di essere riviste. Insomma, io penso che possiamo esercitare, volendo, sono i consiglieri regionali, vedo Piero Fassino e anche Andrea, che nei due rami del Parlamento possono svolgere un compito, proprio ridare una prospettiva al Veneto che, per come ve l'ho provato a descrivere, ha abbandonato la politica romana, ha abdicato, ha detto: noi ci ritagliamo il nostro, andiamo via per conto nostro. Questa è stata la sintesi politica. Noi dobbiamo rivendicare l'idea che il Veneto, proprio per le caratteristiche che ha, per tutte le competenze di cui dispone, ma anche con i suoi limiti, generati dalle politiche della Lega, insomma, di chi ha governato negli ultimi 15 anni, riprende ad assumere una posizione di politica di rilievo a livello nazionale. A me pare che le condizioni ci siano tutte. Mi scuso se ho tagliato con l'accetta, ma